fuoco si abbatte su gran parte della regione, la situazione non crea particolari disagi in provincia di Venezia, dove però gli operatori turistici iniziano a sentire le ripercussioni di una stagione che non decolla. Botteghe, librerie e gallerie compaiono nuovamente tra Cagli e Campi di Venezia per Cafarsetti all'effetto della delibera anti-paccottiglia al bilancio dei primi 2 anni. Pioggia di controlli e sanzioni, 6 chiusure definitive, 32 temporanee a negozi e a pubblici esercizi non in regola a Venezia. Le nuove regole hanno anche bloccato la piaga dell'aprichiudi di attività. Paura a Mestre per un anziano di 90 anni rapinato e ferito in Corso del Popolo da un giovane senza fissa dimora arrestato poco dopo dalla polizia. Ticket d'accesso è un bluff che non ha limitato i flussi turistici ma li ha aumentati. Dalla sede della Stampa Estera di Roma il gruppo consigliare di tutta la città insieme denuncia il fallimento del contributo d'accesso. Il futuro del trasporto merci è arrivato in regione con il primo drone a idrogeno per il trasporto sanitario che rivoluzionerà i cieli. Calcio, buona la prima per il Venezia che si impone 1-0 nell'andata delle semifinali play-off di Serie B contro Palermo. Anche l'Umana Reyer conquista gara 5 contro Reggio Emilia e accede alle semifinali play-off. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con le notizie vi proponiamo come sempre il nostro sondaggio. Il conflitto in Ucraina e la crisi in Medio Oriente spingono in molti a pensare che l'Europa debba dotarsi di un esercito comune. Allora vi chiediamo, esercito unico in Europa? Sì allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. L'esito come sempre a partire dalle 21 su questa rete a Ring. Dunque noi iniziamo con le notizie. Il maltempo che sta flagellando parte del Veneto ha risparmiato Venezia, ma gli operatori turistici iniziano a sentire le ripercussioni di una stagione che non decolla. Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta anche nel veneziano, colpendo soprattutto la zona del Veneto orientale, ma anche Mestre, Venezia, Marghera, la riviera del Brenta, questa volta la provincia sembra essere stata risparmiata. È stata toccata marginalmente, mentre la settimana scorsa ci sono stati dei problemi nel porto gruarese, quindi Veneto orientale, e poi a Marghera c'era stato l'evento che aveva riguardato il petrolchimico, però questa volta diciamo che non abbiamo avuto il fenomeno che abbiamo avuto la serata della settimana scorsa, quando c'è stata una precipitazione molto concentrata nel tempo che ha investito questa area. Quindi questa volta le cose insomma sono andate in maniera decisamente diversa. Preoccupazione tra gli operatori turistici in attesa di una stagione che però non decolla. Abbiamo registrato la settimana scorsa 130 mm di pioggia a Jesolo, è una cosa che non si riesce a trovare nei dati che abbiamo a disposizione, e questo è stato un mese di maggio particolarmente piovoso in tutto il Veneto, compreso appunto il litorale, un mese di maggio assolutamente da dimenticare, mi dicono gli operatori turistici. Io mi auguro che col mese di giugno si possa recuperare la stagione e poi faccia 3 mesi assolutamente belli, magari con qualche pioggerellina, perché poi passare dalle troppe piogge alla siccità ormai sta diventando un'abitudine che assolutamente non va bene neanche questo. La pioggia delle ultime settimane però dovrebbe far scongiurare il timore siccità quando arriveranno sole e caldo. La ricarica delle falde è un evento abbastanza lento nella sua evoluzione, però sicuramente questo è positivo. C'è stata anche più neve in montagna, quindi insomma abbiamo i laghi totalmente pieni, insomma qualcosa di positivo il fatto di aver avuto questi mesi particolarmente piovosi o nevosi c'è. Ovviamente se poi dovesse esserci una siccità che perdura per tanto tempo, poi la situazione diventa difficile. In Sicilia lì sono in piena siccità ormai da tempo, e quindi è la conferma del fatto che i fenomeni estremi si stanno intensificando. Si passa da troppa pioggia condensata nel tempo a periodi di grande siccità, e quindi un'estremizzazione del meteo che ovviamente non fa bene a nessuno. Botteghe, librerie, piccoli negozi d'arte e gallerie compaiono nuovamente tra le Cagli e i Campi di Venezia per Cafarsetti all'effetto della delibera anti-paccottiglia. Dei 155 negozi che hanno aperto a Venezia tra maggio 2022 e maggio 2024, soprattutto tra San Marco e Cannaregio, 55 sono di alta gamma, 43 di artigianato artistico, 11 di oggetti d'arte. Gli altri sono negozi di ottiche, profumerie, una merceria, 2 ortofrutta e 3 negozi di arredo.
Sono gli effetti dei primi 2 anni di entrata in vigore della delibera antipacottiglia, che pone limiti alle aperture di attività commerciali di scarsa qualità nelle zone ad alto flusso turistico, tra cui l'intera area di San Marco. L'area del provvedimento non può essere fatta per tutta Venezia, perché sennò altrimenti uscirebbe dal decreto legge che permette appunto di intervenire per modificare il libero mercato. Deve essere un intervento chirurgico, come è scritto nel decreto legge, ben preciso, ben ristretto. Al momento senza precedenti in Italia, la delibera antipacottiglia ha un compito tutt'altro che facile: invertire la tendenza che ha trasformato gran parte dei 7,5 km² di Venezia in un bazar diffuso di merci d'ogni genere. La delibera antipacottiglia riguarda gli edifici sottoposti a vincolo culturale e le vie interessate da un intenso flusso turistico, un limite necessario per poter essere una delibera antiricorso. Siamo potuti così intervenire sull'aspetto del libero mercato, ponendo come gradino superiore l'aspetto socioculturale, l'aspetto culturale della città, e quindi intervenire su una norma che ha portato Venezia a quel degrado che abbiamo visto, insomma, che vediamo, con aperture di attività che non c'entrano nulla con la nostra città. La delibera resterà in vigore un altro anno e non è escluso che possa allargarsi. È in corso un monitoraggio antipacottiglia anche sulle isole di Murano e Burano. Pioggia di controlli e sanzioni, comprese 6 chiusure definitive e 32 temporanee a negozi pubblici e a pubblici esercizi non in regola a Venezia. La nuova normativa, impedendo il trasferimento di licenze di pacottiglia, diciamo così, obbliga anche coloro che ne hanno attualmente le licenze a dover rispettare le regole, perché le sanzioni arrivano. Uno dei punti forti della delibera antipacottiglia è stabilire la tipologia dei negozi seguendo un preciso elenco di codici Ateco. Ha permesso il blocco della piaga dell'apri e chiudi di attività di vendita di oggetti di scarsa qualità, contrastando contemporaneamente l'evasione fiscale. In questi 2 anni siamo riusciti a chiudere definitivamente, cioè a ritirare le licenze a 6 attività che non rispettavano le regole. Altre 32 attività sono state sanzionate per 3 giorni o per 15 giorni. Altri controlli hanno portato a 78 sanzioni per esposizione disordinata della merce nei negozi, 542 per affissione di pubblicità irregolare, 546 per mancanza del parere della sovrintendenza. Per forza di cose, comunque, quella della delibera antipacottiglia sarà una rivoluzione lenta ma progressiva. Non prevedendosi le revoche delle autorizzazioni troppo a tutela di diritti acquisiti, evidentemente è il tempo che gioca a nostro favore. Questo provvedimento arriva sulla base di un provvedimento di zonizzazione che risale a 14 anni fa e pian piano è stato manutentato, è stato aggiornato anche con i cambi della realtà, ma è andato avanti nella filosofia. La cronaca, aggressione a Mestre, un 90enne è stato rapinato e ferito da un giovane senza fissa dimora. Un anziano, ex ingegnere di 90 anni, è stato vittima di una violenta aggressione a scopo di rapina a Mestre. L'episodio ha avuto luogo intorno alle 9 di sabato, mentre l'anziano si trovava vicino alla sua auto. Un giovane di 23 anni, armato di coltello, lo ha aggredito, intimandogli di consegnargli il portafogli. Nonostante la resistenza del 90enne, il rapinatore lo ha spintonato a terra, preso a calci e minacciato con il coltello. L'aggressore ha quindi sottratto il portafogli contenente 80 euro e si è dato alla fuga, lasciando la vittima ferita e in gravi condizioni. L'anziano ha riportato la frattura del femore e altre contusioni. Le volanti della squadra mobile, dopo poche ore, hanno fermato il 23enne di origine ungherese ma con cittadinanza italiana. Il rapinatore è stato sottoposto al fermo di polizia giudiziaria per rapina, lesioni e violazione della legge sulle armi. L'anziano è stato soccorso immediatamente da alcuni testimoni e trasportato all'ospedale dell'Angelo, dove si trova ancora ricoverato. Il ticket d'accesso è un bluff che non ha limitato i flussi turistici a Venezia, ma li ha addirittura aumentati. Dalla sede della stampa estera di Roma, il gruppo consigliare di tutta la città insieme denuncia il fallimento del contributo d'accesso.
Il 2 giugno 2023, un anno fa, 65.000 ingressi. 65.000. Ieri 70.000. Il contributo d'accesso è un grande bluff creato ad arte per suscitare clamore mediatico che non risolve il problema del turismo di massa a Venezia, semmai lo ha addirittura aumentato. Dati alla mano dalla sede dell'Associazione della Stampa Estera di Roma, di fronte ai corrispondenti dei media internazionali, il gruppo di Tutta la città insieme denuncia il fallimento di un provvedimento definito un escamotage per evitare l'inserimento di Venezia nella lista nera dell'UNESCO. Gli intasamenti nelle calli, nelle corti, ma soprattutto per esempio il pericolo costituito dai trasporti pubblici che sono appunto sovraccarichi di persone. La realtà odierna di Venezia, dicono a Tutta la città insieme, è la desertificazione sociale. Interi sestieri svuotati dai residenti, più di 80.000 posti letto in centinaia di alberghi di ogni genere, 8.000 affittanze turistiche, mentre ci sono 2.000 appartamenti pubblici non assegnati. Un plateatico diffuso di 1.500 tra bar e ristoranti che assieme agli hotel sono praticamente l'unica forma di economia di una città sfruttata turisticamente fino all'ultimo metro quadro. L'anno scorso, il 2023, si è arrivati a 30 milioni di presenze, probabilmente qualcuna di più, ma facciamo 30 milioni per... 30 milioni in 365 giorni sono 80.000 turisti di media in città, con picchi da 60, 100 e 120 anche. Martini, Migliorini e Tonolo puntano anche il dito sulla mancanza di trasparenza del comune per quel che riguarda il numero degli ingressi in città dei turisti, registrato quotidianamente dalla Smart Control Room, e sulla violazione della privacy che il ticket rappresenta. Se noi lavoriamo sulla residenzialità e sul lavoro, allora si creano proprio delle dimensioni diverse per chi risiede a Venezia. Facciamo il classico negativissimo esempio di Mestre, che in 10 anni da capitale europea free drug è diventata la capitale italiana per le morti da overdose e l'uso di eroina. Cambiamo argomento perché il futuro del trasporto merci è arrivato in regione con il primo drone a idrogeno per il trasporto sanitario che rivoluzionerà i cieli. La parte di quindi sviluppo è stata realizzata qui a Padova nel Veneto, con collaborazioni comunque a livello mondiale. Il futuro del trasporto merci è arrivato nella nostra regione con un'innovazione che promette di rivoluzionare il settore della logistica sanitaria. Save e H2C hanno presentato allo Space Meeting il primo drone a idrogeno made in Veneto, progettato per il trasporto di medicine e organi. Con la capacità di percorrere fino a 100 km e trasportare 5 kg di carico, consumando solamente 340 grammi di idrogeno verde, il drone si pone come una soluzione ecologica per le esigenze di trasporto urgente nel settore medico, in futuro di rivoluzionare il trasporto di piccole merci. Inizialmente partiremo dal settore sanitario, ma a tendere sarà chiaramente il settore merci, perché comunque questo modello ha un contenitore 30x30x30, ma in futuro avremo certamente dei contenitori più grandi con droni più grandi che potranno quindi portare via traffico dalle strade per portare merci. Il traffico in questo modo verrà completamente rivoluzionato? Sì, ci sarà una rivoluzione del traffico per quanto riguarda le merci e ci sarà una rivoluzione della sanità perché l'ospedale andrà verso il paziente. Lo Space Meetings Veneto, alla sua seconda edizione, riunisce a Venezia fino al 22 maggio i principali operatori globali dell'economia dello spazio. Proprio tramite questo tipo di eventi diamo la possibilità alle nostre aziende di entrare in contatto con i cosiddetti prime contractors, che sono gli attori principali nel mondo dell'aerospazio, e grazie appunto a queste relazioni abbiamo la possibilità di garantire degli incontri che poi molto spesso si trasformano in opportunità concrete. Per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.